Ci arriva una segnalazione qui direttamente in emittente, ci siamo recati a Piazza del Vespro, zona del Villaggio Mosè, vedete c'è una bella piazza, la chiesa che la stanno costruendo. Ecco, un signore ci ha fatto questa segnalazione, ecco, se gentilmente ci vuole dire qualcosa più dettagliato, visto che lei abita qua e ha avuto, diciamo, è giusto che noi facciamo anche questo servizio. Io volevo dire che questo affare di qua una volta serviva per la spazzatura differenziata, poi è finita questa spazzatura differenziata, i vandali l'hanno ridotto così in questo stato in cui si vede il televideo, e quindi abbiamo tutte queste sporcizie che si vedono. Tra l'altro qua abbiamo due caditoie che quando piove, non essendo mai bene state pulite, quando piove abbiamo il laghetto. Poi il comune ci ha messo due sedie qua, una è ridotta lì, una l'hanno portata lì, che l'hanno sbullonata, e una è qua, perché qua ci sono molti vandali e ci mancano qua i vigili che tra l'altro portano tutti i cani qua a decapitare in piazza o nelle parti del Villaggio Mosè e nessuno ci può dire cosa. Quindi l'emergenza maggiore è quest'isola ecologica che chiaramente, insomma, dà tanti fastidi, e poi vediamo anche questa zona un po' abbandonata a se stesso, no? Sì, è abbandonata, troppo abbandonata. Questo era qua che dovevano fare lo spogliatoio per l'arbitro e i giocatori del calcetto, e fra l'altro l'hanno ridotto i vandali, così come si vede nello stato. Ma lei ha fatto segnalazione all'amministrazione? La segnalazione all'amministrazione no, perché a volte uno telefona per prendere qualcuno. Allora, con l'occasione preghiamo allora di sistemare questa zona, questa isola ecologica che ormai è abbandonata a se stesso ed è un ricettacolo di rifiuti. Quindi non le controlla mai nessuno. Qua è otturata, l'altro ieri sono venuti e hanno fatto un lavoro così alla meglio e se ne sono andati. Faccio l'appello di essere Villaggio Mosè un pochettino più ben visto, curata, non così abbandonata a se stessa, abbandonata a se stessa, perché ci sono tante cose, c'è pure, se lei va all'asilo nido vede che ci sono un cannetto salvato con il canale di Gronda, e poi spesse volte quando piove forte, e come ci sono le caditoie che non vengono pulite, nella parte bassa ci allaghiamo anche l'acqua, ci entra nelle case. Speriamo che l'appello del signor Stefano Mendola venga raccolto da chi di competenza, quindi giriamo questo nostro servizio agli organi competenti, assessoriali o chi di competenza. Io sono qua dal 54 e non faccio polemica con nessuno, però quando vedo certe cose mi sento male, questo è il discorso, perché siamo abbandonati proprio di tutte le cose.